Al concorso Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto ambito 1, oltre alla scuola primaria Todaro che ha partecipato con uno spettacolo teatrale in dialetto chioggiotto intitolato Centodaro, di cui abbiamo parlato sul telegiornale questa mattina, anche un'altra scuola di Chioggia è risultata vincitrice. Si tratta del concorso regionale Tutela Patrimonio Veneto e la scuola è la Caccin. Ieri le due scuole sono state accompagnate dall'assessore alla cultura, vice sindaco di Chioggia Elena Zennaro, a Mestre al Teatro Toniolo per il ritiro dei premi. Alla scuola Todaro un premio da 900 euro, alla Caccin uno da 400, premi che potranno essere spesi in materiale scolastico. Il progetto della Todaro si apre nell'ampio progetto per il 100° anno della scuola sorta nel 1924, Centodaro, mentre il progetto della Caccin nasce con una collaborazione con il Palio della Marcigliana. La tradizione nel suo valore culturale, la cultura del territorio e quindi della lingua dialettale che vi si parla sono le motivazioni che il progetto Tutela Patrimonio Veneto porta avanti. Ai ragazzi sono andati i complimenti del vice sindaco e agli insegnanti che li conducono in questo importante percorso. Carne al fuoco, specialità carne, sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina.